direi che sta andando molto bene. Abbiamo avuto venerdì un afflusso importante di gente nonostante il meteo avverso. Ieri c'è stato ancora parecchia gente e oggi dietro le mie spalle si sta riempiendo tutta la piazza di Follina, quindi siamo molto contenti. Dare i numeri è sempre un po' rischioso, però da quello che stiamo vedendo l'afflusso è importante, come ho detto, anche perché abbiamo degli angoli nascosti qui a Follina, quindi abbiamo il Palazzo Barberis, abbiamo aperto il secondo piano con una mostra di quadri, abbiamo il teatrino dell'abbazia, quindi un posto meraviglioso, abbiamo molti angoli dove i turisti arrivando li scoprono mano a mano che passano davanti. Follina è un esempio massimo, insomma, dei mercatini che in questo periodo si trovano un po' in tutti i paesi caratteristici. Follina è uno di quelli nei quali si distingue particolarmente. Un'edizione partita bene, sta finendo benissimo, molti partecipanti, sta arrivando la neve, molti volontari che partecipano, li ringrazio tutti, le varie associazioni che hanno partecipato, oltre a noi del comitato, gli alpini, la Proco di Follina e l'asilo di Follina, quindi molte persone impegnate, molte persone che si danno a fare per valorizzare il territorio e per promuovere Follina. E non è facile sempre mettere d'accordo tutte le persone, però parlandosi e quando si è volontari si cerca sempre l'obiettivo comune, che è quello di rendere il nostro paese, Follina, un paese con un'atmosfera magnifica e farlo vedere alle persone che vengono da lontano, in questi giorni Vicenza, Venezia. È stato bellissimo, quindi per noi volontari rappresentare Follina è stupendo. Voi per Natale proponete il pit in tecia, Quel che peta i dei. la spieghi questa ricetta tipica della nostra tradizione? Certo, il pollo nostrano, quello che al giorno d'oggi è diventato difficilissimo da trovare, che ha una caratteristica importante: una volta cotto, insieme con il lardo, insieme con un goccio di pomodoro, con del buon vino e tante ore di cottura, appunto perché la carne è solida, fa la caratteristica di attaccare le dita nel momento in cui si mangia. Quando tu prendi il cosciotto di pollo, il fatto stesso di doverlo tenere in mano ti rimane questa caratteristica. È una sottolineazione che noi vogliamo fare, che petta i dei. Comunque è il pollo nostrano in tecia, un piatto della tradizione che purtroppo stiamo perdendo da quello che è, diciamo, il nostro seminato di cucina. Per i mercatini di Natale qua a Follina abbiamo pensato di proporre questo pan perduto, che è un pan brioche. Mi rifaccio un pochettino a un dolce antico, quando le nostre nonne imbevevano il pane che rimaneva, il pane raffermo, nell'uovo e lo servivano con miele, zucchero a velo. E quindi, rifacendomi un po' a questo concetto, ho fatto questo pan perduto fatto da pan brioche, che viene dorato nel burro e viene servito con una crema di mirtilli e un gelato fior di latte. L'antico forno dei Poi è venuto a esporre a Follina, ne ha valso la pena? Certo, sempre, ogni anno. Sono molto accoglienti, l'ambiente è bellissimo, tranquillo, una bella atmosfera. Avete un banco meraviglioso, cos'è che si vende più di tutto?
ma dai biscotti al pane, allo strudel, tutti i prodotti del nostro panificio. È andata discretamente, non possiamo lamentarci, è un grande sacrificio, però lo facciamo con soddisfazione, anche perché lavoriamo tanto come volontariato e il ricavato lo doniamo alle associazioni che hanno bisogno di questo paese e anche fuori comune, diciamo. Cerchiamo di collaborare e di lavorare tutti uniti in forma abbastanza convinta e speriamo di continuare, di poter fare questo mercatino sia per noi come alpini sia per l'immagine anche del comune di Follina e del paese, insomma. 3 giorni qui a Follina, com'è andata? Benissimo, perché il contesto è molto bello, i palazzi sono veramente, fanno da contorno, è una sceneggiatura molto ma molto, non so come dire, cioè non so se dire bella o entusiasmante, non lo so. In questi giorni abbiamo lavorato in modo molto intenso, ma ci siamo anche divertiti molto. È stata un weekend molto interessante e molto, molto bello. Ci poteva essere conclusione migliore di questa. La neve viene proprio a suggellare un mercatino che questa volta è stato veramente uno dei migliori che siamo riusciti a fare. Tanti visitatori e questi visitatori hanno fatto la cosa più bella che potevano fare, acquistare i prodotti di questi artigiani che lavorano tutto l'anno e sono i protagonisti veri di questo mercatino.